Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano, siamo su Formula 1 2013 ragazzi, penultima gara, Austin, Stati Uniti, 14 giri di passione ragazzi, 92% di possibilità di pioggia, quindi è praticamente sicura, però si parte con la gomma d'asciutto. Purtroppo 11° posto in qualifica, vedi, alla fine aumentare il livello di difficoltà non è sicuramente la soluzione ideale. Con questa macchina, perché su una gara non favorevole, perché sapete Austin soprattutto in MotoGP che disastri. Comunque io sono qualificato 11°, è chiaro che in gara spero ci sia un miglioramento, però insomma non è stata una qualifica esaltante. Comunque nel prossimo anno sicuro che aumentiamo il livello di difficoltà, cerchiamo di finire bene la stagione, vediamo. Io aspetto per la chiamata della McLaren, che comunque è una buona macchina, ma se insomma, se c'è la chiamata dalla Mercedes o dalla Ferrari, queste sono le prime due scelte. La Red Bull non la cago minimamente perché mi sta sui maroni. Ragazzi, andiamo. Vai ragazzi, andiamo. Gran premio di Austin America, gran premio di casa per Tori. Vai come. È prevista pioggia veramente tra poco, perché il 92%. No, no, bravo, madonna che partenza come. Che partenza come indiana. Però qua ho perso. No, non ho perso un cazzo in realtà, grande come. Stiamo attenti che mi ricordo con Alonso. L'altro anno qua F1 2012 sono uscito alla prima curva, ritiro subito. No, Comendone bravo, bravo come. Siamo difesi bene dalla bagarre iniziale e siamo al 6° posto. Grande come. Grande come. Dai. Sì, vai come, vai. 4° posto in classifica. Attenzione, qua è già bagnato. Oh merda. Porca puttana, non me l'aspettavo proprio questa. Quindi già momento difficile, già momento complicato. Questa parte del tracciato è bagnato. Dio santissimo, so che facciamo. Qua è veramente bagnato, ragazzi. Che casino. Qua piove già, ragazzi, piove già. Sì, inizia a piovere già ragazzi. Adesso concentration massimale per la strategia. Qua si gioca. No, si gioca tutto nella strategia qua. Sarà la strategia a fare la differenza. Tieni d'occhio il livello nei prossimi giri. Per poter vincere devo anticipare la sosta. Dai come, dai. Ragazzi, questa è una gara veramente incredibile perché subito a pioggia dopo il secondo giro, ma d'altronde il 92% era chiaro. Dai che la gara di Tori voglio fare bene. Questa è la gara della nostra Tori. Occhio. No. Qua ho esagerato, ma ho preso almeno la 3ª posizione. Bravo Comendone, dai. Qua non so se andare ai box subito o no. L'è dura. Loro non vanno, però è chiaro che se voglio vincere devo andare ai box come si dice, un giro prima, che magari sfrutto loro che vanno lentissimi, però è chiaro che
computer non è sempre rincoglionito, chiaramente. No, qua ho dato troppo Kers. Giro record di Rikkionen Raikkonen. Io voglio una squadra con Ricciardo e Rikkionen, ragazzi. La squadra veramente... la squadra perfetta. Miglior primo settore assoluto. I tempi sul giro sono buoni. Quindi questo dimostra che ancora non servono le gomme intermedie. Nessun ritiro intanto qui ad Austin. Tori in tribuna con le bocce al vento, pronta a godere col Kumendone. E con tutti voi ragazzi, perché sono generoso. Ti consigliamo di selezionare la modalità carburante 2 in questa fase. Comunque un ottimo terzo posto. Attenzione, Rosberg contro Alfonso. Bel duello tra tedesco e lo spagnolo. Vaffanculo Rosberg, te. Grandissimo comandante, ragazzi, però qua a Interlagos provo il penultimo livello. Perché il comanda mi sembra troppo fenomeno e non va bene, non mi sembra possibile. Io sono il pippone obeso e devo mantenere questo status. Prossimo giro vado ai box, ragazzi. Mi preparo già. Intermedi. Comunque giro record kumendiano, pazzesco. Pneumatici intermedi pronti per il prossimo pit stop. Pneumatici intermedi. Vado con gli intermedi, ragazzi. Giro record del Kumendone. Pazzesco Kume. Grande Kume. Bene, hai fatto registrare il giro più veloce della gara. Comunque ragazzi, Austin in moto è tutta un'altra roba che in macchina. Continuo a dire che Austin è una gara da Formula 1, per me no da MotoGP. Il pilota dietro di te ha un solo secondo di ritardo, un secondo. Io riesco all'intermedio, ragazzi. Sapete che il Kumendone è quello delle strategie pazze, altro che domenicali di merda. Bisogna sempre buttare via una gara così, mi mangio le palle. Qua piove forte però, ragazzi. Piove fortissimo. Dai, come che siamo al secondo posto, sarebbe bello fare un'altra impresa. La prossima Interlagos, gara strafavorevole al Kumenda, e voglio vedere con la difficoltà che ho cominciato il mondiale. Sono proprio curioso. Diluvio, ragazzi, diluvio. Box, box, box. Sosta di box per il veneziano, gomme intermedie. E vediamo se la strategia premia il Kumendone o no. Kumendone ai box, perdi tante posizioni. Può essere un rischio, come no, non lo so. Vai. Nessuno mette l'intermedio, ragazzi. Kumenda pazzo. All'uscita della pit lane c'è traffico. Kumendone pazzo, ma qua diluvia, ragazzi. Forse è la scelta giusta. Non sono previste altre. Ma ho fatto benissimo, non me ne frega niente. Guarda che diluvio la prima curva. Diluvio incredibile, ragazzi. Quasi quasi sono pneumatici da full wet, speriamo di no. Attenzione alla vettura alle tue spalle, ha solo 2 secondi di svantaggio. Vediamo adesso come. Vediamo quando vanno ai box loro, perché devono andare ai box. Il Kumenda ha anticipato la sosta. Il Kume ha anticipato la sosta, vediamo. Nessuno è andato ai box. Vediamo se ha ragione il Kumendone o no. Siamo 12esimi comunque. Nessun ritiro. E sta diluviando, quindi in ogni caso ha fatto bene. Vettel è 11esimo e godo.
Sai che forse Alonso può recuperare. Attenzione, Vettel valentissimo. Il Seba valentissimo. Dietro di te ha l'alettone anteriore danneggiato, ma non sembra niente di serio. Calma. Ciao Seba. E se tutti vanno lenti così vado a vincere. Hai quasi raggiunto Vettel, sorpassalo appena puoi. Qua ragazzi. Il comandone forse ha fatto un'altra impresa, vediamo. Ciao Perez. Tutti ai box, adesso vediamo se Alonso mantiene la first position, la first place o quel cazzo che volete voi. La telemetria indica che la vettura davanti a te è in modalità 3, risparmio carburante. 2, primi ragazzi, siamo primi. Andiamo per la terza vittoria stagionale, la quarta. No, scusate, la terza vittoria stagionale, la seconda consecutiva, scusate, raga, vaneggio comediano. Che strategia, ragazzi. I meccanici Sauber e il comandone hanno stabilito un nuovo capolavoro. Però è chiaro che dobbiamo aumentare il livello di difficoltà e già a Interlagos si va con il livello più difficile. Abbiamo un buon vantaggio anche su Alfonsino, non ci voglio credere. Il Cume finalmente ha preso la mano, comunque. Prossimo anno possiamo puntare a qualcosa di meraviglioso. Vediamo quanta differenza c'è di un livello. Perché il livello massimo leggenda non penso. In modo pulito e non gli offrire opportunità di sorpasso. Diluvia però qua ragazzi. Qua fra un po' da full wet raga. Che tempaccio. Anche in qualifica ragazzi. Dopo tempaccio in America, veramente, Matori e Felicitoria tutta bagnata come il tracciato, fioi. Dai, in casa di Tori. Alonso però è vicino, Alfonsino è vicino, un bel passo Alfonsino, qua è da full wet forse? Forse è da full wet, non lo so, però le condizioni del tracciato sono veramente critiche. Ora si può rimescolare tutto ragazzi. La vettura alle tue spalle ha un ritardo di 1 secondo. Camignotta. Che tempaccio ragazzi. Ma che mondiale, pieno di colpi di scena. Dai che non vedo l'ora di cominciare il prossimo con macchine più forti, più fighe. E di lottare per il mondiale. Alfonsino è vicinissimo però. Non dirmi che ha messo le full wet, se no è finita. No, non le ha messe per fortuna. Però sono in difficoltà ragazzi. Sono in difficoltà e non capisco il perché. Oddio, non so se mettere le full wet ragazzi. Però da full wet. Ai ai ai. Full wet, non mi interessa, io rischio. No, da duri, ma che cazzo si spara? Sicuramente è duri. Il mio pacco è duro. 21 macchine, un ritiro comunque. Ci aspettavamo di ritrovarci 7 posizioni. Ma vaffanculo, per mettere a posto il carburante sto cappellando a Rafael. Ancora sono un coglione ora. Tutto confermato, gomme intermedie. Ma no. Mi sto incazzando.
Sono in difficoltà clamorosa comunque. Il pilota che ti precede sta provando a distanziarti. Ha impostato il motore Dio sulla massima povero. potenza. Scusate ragazzi, non mi sto incazzando. Ancora. Torna ai box per le gomme da bagnato. La mescola attuale non ha l'aderenza necessaria. Niente, non me la fa cambiare. Non me lo fa cambiare, pazzesco. Oh là. Vabbè, quanto ho perso però. Al prossimo pit stop monteremo pneumatici da bagnato. Ma tutti quanti sono in difficoltà ragazzi, pazzesco. Ma come non, che errore che ho fatto. Della vettura dietro di te è leggermente Joystick di merda. Dovevo ancora anticiparla, l'avevo vista giusta, ma stavolta ho cappellato. Vabbè ragazzi, ci sta anche questo. Incredibile, incredibile. La vettura che ti segue è a circa un secondo di distanza. Basta, Alonso va a vincere Alfonsino. Basta, è impossibile andare avanti. È impossibile andare avanti. Se andavo subito era vittoria sicura. 19 macchine, quanti ritiri, cazzo. Per questa pioggia, con queste gomme, chiaramente Tra i rischi. piloti più veloci in pista. No! Non ci credo. Che cagata. Rientra ai box, ripeto, rientra ai box. Hai perso l'ala anteriore. Disastro. Disastro, disastro. Madonna, le gomme non tenevano più. Ho sbagliato l'entrata ai box. Questo è un epic fail. Ma d'altronde, raga. No, c'ho anche davanti Hülkenberg. Gara compromessa. Gara compromessa, ragazzi. Finita la mia gara, ragazzi. Finita la gara. Pazzesco, pazzesco, incredibile. Incredibile, che mondiale, però bello. Tre piloti quando rientri in pista. Vedi? Alla fine la Formula 1 è così. Queste sono le gare che amo, anche se ho fatto degli errori. Prima per una strategia positiva, poi ho sbagliato, vedi? Il mondiale di Formula 1 è imprevedibile, grandissimo, grandissimo gioco, fioi. Però bestemmio alla Maico antico. Siamo anche fuori dall'obiettivo scuderia, cazzo. 19 macchine, peccato che non è entrata la safety. Se devo stare calmo, devo recuperare almeno una posizione. Gara pazzesca comunque, Gara pazzesca. Gara incredibile, purtroppo abbiamo buttato via la vittoria, o comunque un podio, perché Alonso comunque aveva un passo incredibile sul bagnato. Il discorso è che ho sbagliato i box, poi avevo Hülkenberg davanti, ho perso una quindicina di secondi, anche di più. Adesso diluvia veramente, mamma mia. Ricordati di effettuare il pit stop in questo giro. Momento difficilissimo. Vettel è alle tue spalle, ma il distacco è minimo. Che bello, Vettel così indietro godo, però questo è un godimento abbastanza meraviglioso. Che gara. Gara pazzesca. Faccio fatica sul bagnato in questa gara, Perché la vettura che ti precede abbia impostato il motore sulla potenza standard. Faccio proprio fatica. Ero davanti ad Hulk, magari ero a posto, ho fatto quell'errore ai pit, ma proprio le ruote erano partite e sono da dritto proprio. Drittissimo sono andato. Gara super emozionante comunque, almeno secondo me. Vettel è veloce, però quantomeno è più veloce di me sul bagnato.
Mamma mia ragazzi, mamma mia che panico veramente. Poi quando riuscivo a cambiare le gomme, no, fino ai box, pazzesco. Dio mio. Sarebbe bello prendere almeno Sutil per andare in obiettivo scuderia. Non dimenticare di rientrare ai box alla fine del giro. Ma perché? Ma che cazzo si spara? Vaneggi del mio, come si dice, il mio ingegnere. Tori è un po' scontenta adesso, però Tori mi dispiace, ma qua è successo di tutto. Però l'avevo azzeccata di full wet, solo che dopo non sono andato e ho fatto gli errori che ho fatto, e vabbè. Mamma mia, Rosbif è vicinissimo. Carburante basso. Adesso addirittura meno non devo risparmiare adesso. Madonna che gara! La gara più incredibile di quest'anno, fioi. Questa è la classica gara da 100%, e che purtroppo non posso far video di un'ora e mezza, cioè erroraccio comediano. Con la pioggia sono molto in difficoltà comunque, qua ad Austin. Gara pazzesca, Kume. Pazzesca. E che possiamo risuperare Rosbif. Ma Rosbif fa il controsorpasso. Grande Rosbif. Vaffanculo, vado fuori. Però non possono andare a punti, sono andato sempre a punti, cazzo. Oh, comunque Austin è la bestia nera kumendiana, eh. Sembrava la volta buona per vincere, invece niente da fare, non si vince mai ad Austin. Guarda com'è che avviene, ragazzi. Pioggia battente. Ti aspettiamo, rientra. Ma che cazzo vuoi? Dai, meno decimi, però ho perso anche su Rosberg, peccato. Alla fine gara di merda a livello di punti di risultato. Potevo vincere, pazzesco. Mamma mia, che diluvio, mai visto un diluvio così. Ci restano solo un paio di giri, quindi se vuoi sorpassare il pilota che ti precede, devi darti da fare ora. Dateti da far, coglio. Ottimo lavoro, Kume. Vai, Kumendo. Adesso concentrazione per prendere almeno un punto, ragazzi. Almeno un punto lo voglio. Mamma mia che rischi qua. Vettel è vicinissimo, raga. Vettel è veramente vicino. È che se Alonso vince può ancora fare l'ultima gara per il mondiale, forse. Perché non mi ricordo la classifica. Mancano ancora tanti giri qua, però, purtroppo. Bagare per un doppiato. Rientra ai box. Ma perché? Attenzione, no, Kume, no. No, no, così però, Kume, no, così che non mi piace. Ok. Tanto vediamo se è bagarre tra Rosberg e Sutil. Che gara incredibile, però, mamma mia, troppi colpi di scena. No, basta. Per carità, non è che non guadagni un cazzo, però mi dà fastidio. Two laps alla fine.
Mamma che diluvio, è veramente un diluvio mostruoso. Che purtroppo la miscela bassa, vediamo se riesco a mettere la standard. Vediamo se riesco ad andare di standard. Vettel è alle tue spalle, ma il distacco è minimo. Dobbiamo tirare a cannone adesso. Dai, un bel incidentone. Siamo vicini però adesso. Siamo molto vicini. Siamo molto vicini, raga. Siamo molto vicini. Dai il beffone finale per questa gara incredibile. Veramente gara pazzesca ad Austin. Staccatona qua, grande come. Adesso ci giochiamo l'ottavo posto con Rosbiff e Sottiletta. Siamo contro Rosbiff e Sottiletta. Ecco Rosberg, prova a superarlo. Vai, piscine ragazzi. Dai, come provaci. Provemo che. Qua ho frenato troppo. Ok, ho un giro per fare il miracolo. Siamo all'ultimo giro, cerca di superare chi ti precede per conquistare dei punti iridati. Attenzione, vai su Rosberg, grandissimo. Vettel si sta lentamente No. avvicinando. Pennellata su Rosbiff. Ma Rosbiff prova il controsorpasso, bravo Rosbiff. Mamma mia. Qua ho rischiato tantissimo. Fortuna non è successo niente, ma ho rischiato troppo. Mamma mia, non è successo niente, ma ho rischiato. Due maroni. Dai, per l'ottavo posto alla fine. Dai, comodissimo, proviamoci. Ultimo giro, via, vincere Alfonso. Grandissima vittoria per Alfonsino. Staccata della vita. No. Mamma mia. È in difficoltà Sottil, però sente la pressione Sottiletta. Provaci. E all'ultimo giro possiamo fare il miracolo di arrivare ottavi in obiettivo scuderia. Grandissimo veneziano. Vediamo se adesso ne portiamo a casa comunque un ottavo posto importante. A casa di Tori. Almeno l'obiettivo scuderia. Grandissimo comandone, Che gara ragazzi, la più bella gara anche più di Suzuka secondo me. Mi sono divertito troppo ragazzi. Madonnina benedetta, le mani un po' sudate però Ha vinto Alfonsino ragazzi. Bella gara, ritirati Grosjean, Button e Ricciardo, il Reccia. Ok. Allora, Vettel 18 punti, ce la può ancora fare Alfonsino. E siamo sesti avendo in classifica, siamo vicini a Rosbiff. Grandissimo mondiale comunque. Sesto posto con la Sauber, ragazzi. E con la Force India prima. Bel risultato. Grande Come. Solo che Hülkenberg stavolta è andato avanti, quarto posto. Vittoria strategica per Alonso, sì, direi di sì. Ok, bravo Nicolino. E adesso ultima gara, Interlagos. Allora, mail. Pioggia. Pioggia anche Interlagos. Sempre pioggia, puttana merda. Ok. Entro il Gran Premio. Qua però non capisco se devo farlo prima o dopo.
A questo punto, ragazzi, accetto la McLaren perché non voglio rischiare. Metti che non mi arriva nessuna offerta. Io non lo so, sinceramente, perché è un po' un rischio. È un bel problema. Vabbè, raga, adesso vediamo cosa fare qua la McLaren, però comunque grandissima gara ad Austin, magari non nel risultato, ma nelle dinamiche, è stata molto divertente. Raga, un saluto nel commento. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.